Buongiorno da Renzo Micheletto e ben ritrovati con un nuovo approfondimento di Radio Veneto Agricoltura che quest'oggi dedicheremo a una nuova manifestazione, una nuova fiera che avrà luogo nei giorni 14 e 15 settembre a Longarone. E proprio per questo abbiamo invitato e ringraziamo per essere qui con noi oggi il presidente di Longarone Fiere, il dottor Gianangelo Bellati, grande esperto di Europa e di Unione Europea, ma oggi parleremo di altro e parleremo appunto di questa nuova manifestazione che Longarone Fiere ha in programma tra un paio di settimane. Ricordiamo che a Longarone si tengono delle importanti manifestazioni fieristiche, la MIG, la Mostra Internazionale del Gelato, giunta alla 60ª edizione tra l'altro, importante, la Fiera dell'Agricoltura di Montagna, Agrimont, ma ricordiamo anche Arredamont, l'arredamento di montagna, Reptiles, la Mostra Internazionale sui rettili, la Mostra Nazionale Felina, la Fiera Caccia e Pesca. In ottobre, nei giorni 5 e 6 ottobre, ci sarà la prima edizione della Fiera del Turismo, magari poi spenderemo anche qualche parola su questa, ma in particolare il giorno 14 e 15 settembre, sabato e domenica 14 e 15 settembre, è in arrivo la Fiera e il Festival delle Foreste, patrocinata dal Ministero dell'Agricoltura e anche da Veneto Agricoltura con il sostegno tecnico di Veneto Agricoltura. Una fiera e festival delle foreste nata purtroppo a seguito della grande disgrazia di Baia del 2018 e quindi si parlerà di foreste. Assolutamente, intanto ringrazio io dell'invito, ringrazio Veneto Agricoltura che ci sta aiutando tantissimo nell'organizzazione di questa che è la prima edizione. È un'edizione che vede sia la fiera, cioè la partecipazione delle imprese del settore, e ovviamente anche il festival, perché tutta una serie di convegni, di approfondimenti su che tema? Sul tema praticamente legno, perché partendo giustamente, come si diceva, da quella brutta tempesta, terribile tempesta che fu Vaia, che attenzione è un brutto episodio che però non finisce lì, è un cambiamento climatico, una conseguenza di un cambiamento climatico per cui noi dobbiamo prepararci ad altri eventi disastrosi in futuro ed ecco perché questa fiera ha un primo obiettivo che è quello di trattare questo tema dello schianto degli alberi, quindi della risorsa legno, della filiera legno, ma in un'ottica prima di tutto di carattere ambientale, cioè un approfondimento di che cosa avviene ora dal punto di vista di questi alberi schiantati, di questo legno, di questa risorsa importantissima che è stata travolta, distrutta da questa tempesta terribile, ma anche qual è il problema di carattere ambientale che vi è connesso. Quindi la fiera e il festival si svolgono a Longarone, nella fiera delle Dolomiti. Ricordo che la fiera di Longarone delle Dolomiti è l'unica vera fiera di montagna di tutta Italia per i temi che tratta, ne ha accennato poco fa Renzo Micheletto, il tema per esempio del gelato, perché non possiamo dimenticare l'1, 2, 3, 4 di dicembre la fiera del gelato, 60ª edizione, la più importante fiera delle Dolomiti, che quest'anno celebra appunto i 60 anni e che è stata quella che ha fatto nascere questa fiera di montagna delle Dolomiti di Longarone, ma poi Arredamont che sarà a fine di ottobre e poi voglio ricordare anche comunque che i primi di ottobre, 5, 6, 7 di ottobre c'è la fiera del turismo, il turismo è un'altra risorsa importantissima per far crescere il PIL, come si usa dire, la ricchezza, ma anche per attirare gente in montagna. Perché chiudo questa prima riflessione, il secondo aspetto dopo quello ambientale è quello proprio del ripopolamento di attività produttive, quindi di popolazione nelle aree di montagna, non solo delle Dolomiti, perché non possiamo non tener conto che le Alpi sono una zona molto ricca, ma alcune zone delle Alpi, e su questo faremo anche delle analisi durante il festival, sono zone più povere, più spopolate, in particolare quelle italiane che non hanno uno statuto speciale, vedi Trentino Alto Adige o altre zone. Quindi la riflessione da fare è perché non permettere, per esempio, con statuto speciale allargato oppure con esenzioni fiscali che tutte le aree di montagna vengano trattate allo stesso modo, in modo tale da avere sviluppo, crescita e soprattutto ripopolamento. Perché risolvere i problemi della montagna, 2/3 del territorio italiano è coperto da montagna, vuol dire risolvere una gran parte dei problemi dell'Italia. Certo, ascolta Gianangelo, torniamo alla fiera e al Festival delle Foreste, 2 giorni dedicati alla filiera del legno, dedicati alla foresta. Possiamo dire già, spendere 2 parole sugli eventi che sono in programma, cosa
Beh, innanzitutto le imprese sono tutte del settore, no, del legno, dal momento della raccolta del legno fino all'utilizzo. Addirittura arriviamo anche ad una esposizione che sarà molto interessante, ve lo dico, lo preannuncio, di arte fatta con la materia prima del legno, e quindi consiglio anche per coloro che amano l'arte di venire a vedere anche per questo aspetto qui la fiera. L'arte, secondo noi, la cultura delle Dolomiti, delle nostre montagne, è talmente importante che ad ogni nostra fiera noi esponiamo arte. E questo ci tengo a sottolinearlo. I convegni riguardano tutti i settori, dal settore, abbiamo detto, del ripopolamento delle montagne e come farlo, al settore della certificazione del legno, al problema della raccolta del legno, al problema della lavorazione. Ci saranno anche poi dei casi concreti, cioè degli esempi operativi che verranno fatti da delle aziende che hanno dei macchinari all'avanguardia e che faranno vedere come si lavora il legno, perché questa è anche un'altra cosa molto importante. Al settore poi anche del volontariato, perché non dimentichiamoci che oltre alle imprese entriamo più nell'ambito dei convegni, ma anche di chi fa volontariato. Per esempio ci sarà il CAI, ma tante altre associazioni che in volontariato, col volontariato, hanno risolto tanti problemi. Appena avvenuto il dramma della tempesta, hanno liberato per esempio sentieri, strade, e questi meritano di avere un ruolo di primo piano. Certo. E questo ci sarà anche durante la fiera. Approfondimenti di natura tecnologica, cosa fare poi di questi legni che appunto sono stati raccolti, ma ripiantarne altri, che cosa fare, no, su queste montagne che si trovano adesso spogliate ma che lentamente la natura riconquisterà. Certo, come era successo nell'89 con il dramma del vino al metanolo, e poi il settore vitivinicolo si è ripreso alla grande, è auspicabile che anche un dramma come quello della tempesta Vaia possa, come dire, riportare al centro la foresta, i boschi, il legno, e quindi all'attenzione dell'opinione pubblica, e parlarne e discuterne. Ma la domanda è giustissima, perché effettivamente noi quando organizziamo una fiera, e questa poi è nuova, organizziamo anche un comitato tecnico, un comitato al quale partecipano enti come Veneto Agricoltura, il Ministero delle Risorse Agricole che ha dato il patrocinio, altri soggetti molto importanti del territorio, fra i quali sottolineo per esempio, oltre che le associazioni, anche le associazioni delle imprese di categoria. Quindi avremo tutte le associazioni di categoria che presenteranno tantissime aziende, ma anche tantissime iniziative interessanti, anche educative, formative, perché questo evento è un evento che coinvolge tutti, che coinvolge tutta la società, che coinvolge sia il mondo della produzione, che il cittadino che vive la sua giornata, che colui che fa la formazione, i professori universitari. Quindi è un evento che coinvolge tutti, e quindi io appunto sono anche felice, devo dire, che tutti i vari soggetti che abbiamo coinvolto, ognuno di loro sta dando la mano, ognuno di loro sta dando il suo contributo in un modo o nell'altro per la buona riuscita dell'evento. Il mondo degli operatori che in questo momento sono impegnati in foresta, come stanno aspettando e come si organizzeranno per questo evento? Noi vediamo molto interesse da molti operatori, per esempio nell'ambito delle segherie, che purtroppo moltissime hanno chiuso per questioni di carattere fiscali, di convenienza, e moltissimo legno nostro, si sa, viene raccolto, portato in Austria, tagliato nelle segherie lì, che invece sono in una situazione molto più favorevole, quindi molto più potenti, più forti, poi ritorna in Italia. Per cui c'è un interesse molto forte da parte del mondo produttivo per capire anche quali possono essere delle soluzioni per creare sviluppo economico, noi diciamo ambientalmente sostenibile, in montagna. Quindi il tema della risorsa legno quale rafforzamento in pratica dell'economia di montagna, e quindi un aiuto a ripartire. Il legno è stato nella storia, ricordiamo quanto era importante con la Serenissima tutta l'area, che ha portato quindi ricchezza, una risorsa fondamentale. Il legno è quindi un elemento che è fondamentale per lo sviluppo delle nostre montagne, quindi su questo noi crediamo si può basare una rinascita e un ripopolamento delle montagne. Benissimo. Allora, Gianangelo Bellati, presidente di Longarone Fiere, prima di chiudere ricordiamo allora l'appuntamento del 14-15 settembre a Longarone Fiere, appunto con fiera e festival delle foreste, ma vorrei chiedere prima di chiudere che spenda due parole sulla fiera del turismo di ottobre, che sarà anche questa veramente credo una cosa molto molto importante.
Allora, fra tutti i settori produttivi, il settore del turismo, insieme per esempio al settore della cura delle persone e dell'assistenza sociale, sono settori che sono resistenti alla crisi, cioè settori sui quali vale la pena investire. Mi rivolgo soprattutto anche ai giovani. Ecco perché abbiamo voluto fermamente questa fiera del turismo, perché le montagne hanno bisogno di maggiore turismo però regolato, turismo di qualità, ed è una risorsa talmente importante per la quale avremo Dolomiti Show insieme con Regione del Veneto, che porta buyers da tutto il mondo, quindi tour operator di tutto il mondo, ma avremo anche la parte Horeca, cioè tutte le attrezzature per gli hotel, per i ristoranti, per l'attività turistica, e avremo la parte outdoor, cioè il turismo e lo sport di montagna. Questa fiera è collegata con le fiere del Piave, perché vogliamo fare un lavoro di squadra con la Regione del Veneto, quindi con la fiera di Santa Lucia di Piave, la fiera di San Donà di Piave, abbiamo inserito anche Godega in rete. Esatto. Benissimo, appuntamento quindi 5, 6 e 7 ottobre con la fiera del turismo. Ma ricordiamo ancora 14 e 15 settembre la fiera e il festival delle foreste a Longarone Fiere. Venite tutti, grazie. Grazie Presidente di Longarone Fiere, arrivederci a tutti.